Premia Angelo Giovanetti, è stata carina questa cosa, eh? Ah no, ma subito la prima. Vabbè, non c'è problema. Tra poco andremo a raccontare il transito dei giovani che toccano in questo, però questo è il Trento Running Festival. Delle cadette. Ah, eccola qua, l'ho trovata, qui c'è un... Grazie ragazzi, grazie a Carlo Giovanni Godi di questo Giro al Sassari. Ricordate che il Giro di Rovereto è il secondo in Italia, no, il terzo, aspetta, prima c'è Castelbuono, poi come azienda, poi c'è Giro al Sassari, è stato, insomma, sono tre giri grandiosi, Castelbuono, questa cosa, intanto saluto anche Alessandro Cavo, Alessandro buon lavoro. Andiamo a vedere il transito dunque delle cadette che stanno correndo tantissimo, elegantissime, e allora l'applauso ancora per il transito, ultimo giro per loro, 3 minuti e 56 secondi in questo momento. Forza con applausi, l'ultimo giro ancora 1000 metri per le cadette dopo ci saranno le allieve e gli allievi che correranno insieme. Ma intanto andiamo a raccontare il transito di queste bellissime atlete, brave, nello sport anche sua, ma sicuramente uno che o una che va bene nello sport, va bene anche a scuola. Brave ragazze, sembrano gemelle. Potrebbero essere? Quelli di prima erano gemelle, questi potrebbero essere i Los Marconi. Queste sono le ragazze, le atlete della categoria cadette che stanno arrivando. Sono mi sembra uno sprint, però davanti c'è una atleta che ormai ha vinto, ma per noi vincono tutti. L'applauso però va a chi taglia il traguardo e poi l'applauso va a chi conclude la gara. Allora andiamo a vedere chi si onora e si regala questa vittoria con la 461 e Stefano Giacomozzi, e con il 4,51 c'è Mario Eugenia Boccardi del Marzola, e al terzo posto vediamo chi sale, è il 450 e Nadege Bisotti dell'US Quercia. Il podio è completato e l'applauso va a tutte quante, c'è un bel tifo da quelle parti. Sì. Ha fatto un bel tempo? Vediamo poi il tempo che si è fermato sulla 7:17:54, il tempo della prima atleta, ma al di là del tempo quello che conta è proprio l'entusiasmo che vediamo in diretta qui da via Brenzani, Piazza Duomo. Ancora applausi, non ci stancheremo mai di chiederli. Brave ragazze. Beh? Dai, che facciamo l'applauso. Provate voi a correre 2000 metri. Una volta forse noi Andrea lo facevamo, ma adesso abbiamo la tendinite mal di schiena e non proviamo. Dai Jenny? Si chiama Jenny? Niente, non mi ascolta. Dai Sabri, Sabri, dai Sabri, l'aiuto io col microfono. Dai Sabri che è Sabrina. Dai che c'è il papà che ti aspetta. Ma va bene così, le ragazze sono pronte, mi serve il fogliettino, ancora l'applauso per favore, ancora l'applauso, c'è anche il presidente della US Cembra, presidente del Cembra, buongiorno, corri dopo? No, mal di gola che con voi un modo fuori. Allora ancora l'applauso per tutte, bravissime, anche se si arrivi a piedi, è lo stesso, un applauso anche a chi arriva a piedi.
Sei un po' arrabbiata, ma non lo so perché, ma noi l'applaudiamo lo stesso.